Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle Sibille Interattive del vostro Marietto Veneziano. Ma prima di iniziare a fare le Sibille Interattive che partono dal 4 al 10 maggio 2020, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Guide, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, dove qui sotto ci sono i link in descrizione, e anche in Telegram, dove ogni lunedì sera alle 20:30 il The Guide Marietto Veneziano coadiuvati da Smilla tengono un percorso esoterico. Eventualmente, se avete anche dei commenti, metteteli qui sotto la descrizione. Bene, partiamo subito con una bella mischiatina per le sibille chiacchierine e poi vediamo cosa ci dicono. Le sibille chiacchierine con i 3 mazzetti, ricordatevi bene che faccio 3 mazzetti e voi poi selezionate il mazzetto che più vi confà a voi a livello vibrazionale. Primo mazzetto, secondo mazzetto e terzo mazzetto. Bene cari amici, concentratevi bene, entrate in vibrazione col mazzetto che più sentite vostro. Ricordiamoci cosa succederà, come andrà dal 4 maggio al 10 maggio 2020. Sibille Interattive del vostro Marietto Veneziano. Se non vi siete ancora iscritti al canale, qui sotto potete cliccare il bottoncino iscriviti per essere anche aggiornati sempre, per l'evolversi, la campanellina, per essere sempre informati per le nuove pillole. Bene, mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Eventualmente fermate anche il video, concentratevi, entrate in vibrazioni, cercate il mazzetto che più va con la vostra vibrazione. 1, 2, 3. Bene, partiamo. Vediamo cosa ci dicono per queste settimane entranti dal 4 al 10 maggio. Sibille chiacchierine. Omaggio prezioso, dottore, denaro, mercante e nemica. Mettiamole bene a favore di camera. Ripartiamo. Omaggio preziosi, dottore, denaro, mercante e nemica. Allora, la prima parte della settimana sarà una parte improntata alla materialità e sicuramente a qualche rinnovo. Vedete, dottore che va a curare, quindi dovete stare attenti perché ci sarà qualcosa di importante che potrebbe cambiare, anche perché vedete il mercante che sta alla porta, quindi da giovedì in avanti ci potrebbero essere dei, come si dice, smottamenti. Comunque la prima parte della settimana è importante perché vediamo omaggi preziosi e un affare vantaggioso, un matrimonio vantaggioso, quindi vuol dire che voi farete una mossa che vi porterà vantaggio. Però attenzione, perché c'è il mercante che è una persona birichina seguita subito da un'amica che sta a indicare in questo caso qua, seguita dal mercante, qualcosa di un pochettino scivoloso. Quindi io direi la prima parte della settimana direi che il vento lo avete a favore. Nella seconda parte, verso sabato e domenica, dovete stare attenti perché dovete pensare bene, vedete il mercante, e avete qualcuno che magari anche in forma spirituale può essere contro voi, rema contro voi. Però la prima parte diciamo che è dalla vostra, farete sicuramente qualcosa di vantaggioso e avrete anche dei consigli molto validi. Attenzione quindi all'ultima parte, che potrebbe essere un pochettino così scivolosa, mettiamola giù così. Comunque è una sibilla che di tutto rispetto si fa rispettare questa. Bene, vediamo il secondo mazzetto. Perché ho scelto il secondo mazzetto? Lettera, allegrezza di cuore, malinconia, sospiri e gran consolazione. Invece questa che ho scelto il secondo mazzetto, vediamo subito che la cosa è tutta in discesa, quindi riceverete un messaggio, sarete anche felici, chiaramente vi aspettavate qualcosa in più, ma insomma vi lascio un attimino con l'amaro in bocca, sospirate e alla fine avete centrato il bersaglio. Quindi io direi che questo messaggio, questa settimana, sarà una settimana che voi magari vi sentirete un attimino sbilanciati, ma che alla fine, vedete, avrete soddisfazione e onore. Quindi partite bene, voi siete un pochettino giù, ma nella realtà la cosa va in porto e voi alla fine avrete grande soddisfazione. Quindi riceverete molto probabilmente in questa settimana una notizia che vi avrebbe potuto lasciare un attimino così un po' in difesa, con una felicità un pochettino sbiadita, e però alla fine
gran consolazione. Quindi riceverete un messaggio che alla fine, sebbene voi l'avete visto così così, alla fine si risolverà in una vostra vittoria. Quindi per la settimana del 4-10 maggio io penso che chi ha scelto il numero 2 magari sia nell'uso in senso negativo, ma in realtà alla fine sarà una cosa che volgerà a suo favore. Vediamo il mazzetto numero 3. Speranza, militare, allegria, morte e vecchia signora. Qui invece è proprio una montagna russa, perché si parte subito con la speranza, verrà nel vostro aiuto qualcuno di forte, magari con qualche segreto, un furbacchione, ma forte, perché è la vostra speranza, e vi porterà un po' di sollievo. Però dopo ci sarà un blocco molto importante che segue un cambiamento. Però questo cambiamento non è negativo, perché vediamo subito tra allegria e vecchia signora questo blocco, quindi è qualcosa che è stato in un certo senso studiato, è qualcosa che è stato in un certo senso aspettato, quindi la vostra speranza alla fine viene, come si suol dire, sviluppata, aiutata dalla vecchia signora, che vuol dire che siete seduti sulla sedia giusta. La vecchia signora rappresenta anche la stabilità, la forza, la lungimiranza, la conoscenza, quelle persone che non mollano mai. Quindi, aiutati da militare e l'allegria, questo blocco alla fine volgerà a vostro favore. Quindi partite con la speranza, un aiuto di qualcuno di forte, di militare, di astuto, di segreto, vi porterà allegria, baldoria, vi arriverà un piccolo blocco, ma alla fine voi salirete sul carro dei vincitori, perché con la vecchia signora, apparendo con speranza e chiudendo con vecchia signora, tutto quello che resta in mezzo, anche se appunto è allegria e militare, tutto quello che rimane in mezzo con morte praticamente non è abbastanza forte per superare le vostre carte a favore, cioè vecchia signora e speranza e militare. Quindi io direi che la terza stesa, voi a un certo punto avrete un piccolo blocco in settimana, ma alla fine ce la farete a superare tranquillamente e sarete felici. Sarete anche aiutati molto, sarete aiutati molto anche da entità magari che non sono proprio fisiche, ma sono anche spirituali. Molte volte le sibille dicono anche questo, anche se bisogna ammettere non tutti lo accettano. Quando si vedono certe figure la gente pensa solamente che siano persone fisiche, ma in realtà possono essere anche entità o sigilli, perché sigilli, che interagiscono e intervengono in modo invisibile. Bene cari amici, il vostro maledetto è finito qui per le sibille interattive dal 4-10 maggio 2020, vi ringrazio di esserci stati fino alla fine e vi chiedo di iscrivervi al canale YouTube del Degara Maledetto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!